Sì, assolutamente, questo è stato il più grande merito di Gigi. Io sostengo sempre che mentre gli altri parlavano di cultura, lui la faceva. Ha riaperto, io ricordo che quando lui ha riaperto il Brancaccio era un teatro abbandonato e l'ha restituito alla città. E l'ha fatto per due volte. Quando ha aperto il Globe Theatre ha consegnato non solo ai romani, perché vengono da tutta Italia, ha consegnato un luogo teatrale, un luogo dove la cultura si fa, non un luogo dove se ne parla e basta. E quindi sicuramente riavvicinare un pubblico ormai disabituato a un certo tipo di spettacoli, a vedere quanto Shakespeare è fortemente popolare, quello è qualcosa per la quale gli dobbiamo essere eternamente grati. Assolutamente sì, Gigi fino agli ultimi spettacoli davvero si chiedeva, ogni volta diceva ma è venuto qualcuno, diceva. Era una strana forma di insicurezza, in realtà era un grande rispetto verso il proprio lavoro, cioè continuava giornalmente a chiedersi ho un pubblico che viene a vedermi, che viene ad ascoltarmi, perché anche per lui è stato incredibile pensare come uno spettacolo che nasce nel 1976 ha continuato a farlo fino a poco prima di morire, rivisitandolo, riaggiornandolo, cambiandolo, ma ha continuato a raccontarsi e a raccontarci per come eravamo ed è un filo che non si è interrotto mai, per cui insomma davvero il suo rispetto per il pubblico io ho potuto osservarlo in questi ultimi 5 anni, è stato maniacale quasi.